Sale a 15 il numero degli anziani deceduti nella casa di riposo di Villa Bartolomea. Nella notte infatti sono spirati altri 7 anziani che si aggiungono agli 8 che erano deceduti nei giorni scorsi. Il dato è stato rilevato questo pomeriggio. A questo si somma la positività di 12 operatori su 40 che lavorano nella struttura e altri 36 ospiti positivi su una sessantina di persone in totale. Ho chiesto al prefetto di inviarci operatori della Croce Rossa e in ultima istanza l'Esercito, ha detto il sindaco Andrea Tuzza. Il problema ora è gestire la situazione di assistenza per gli ospiti rimasti. Facciamo fatica anche a dare loro da mangiare. Intanto l'ULSS 9 ha predisposto un servizio di supporto psicologico per sostenere gli operatori sanitari e amministrativi. Tutti i pomeriggi a fine turno viene garantito agli operatori del reparto di area Covid dell'ospedale di San Bonifacio un'attività di sostegno psicologico di gruppo. Tutto ciò per aiutare gli operatori ad elaborare e ridurre l'impatto emotivo di quanto tragicamente vivono quotidianamente in corsia.